Al via i lavori di bonifica dell'ex cromatura Sarti di San Giorgio delle Pertiche, un sito che da troppi anni rischia di danneggiare seriamente non solo il territorio dell'Alta Padovana, ma arrivare fino a Venezia. Grazie ai fondi messi a disposizione, qua parliamo di 760.000 euro a fondo perduto, ci permetterà di porre fine appunto a questa problematica ambientale. Qua, in questo posto, nella ex cromatura Sarti in Via del Santo, siamo in una parte del territorio molto sensibile, molto particolare, perché siamo a pochi metri dal Museo dei Sassi, dal canale Viana, dal fiume Tergola, dal fiume Tergolino e soprattutto dal fiume Tergola. Il fiume Tergola che è scolante in laguna, quindi qua lo sversamento in falda non solo rischia di essere un problema ambientale per il territorio dove viene fatto, ma rischia appunto attraverso le acque di arrivare nella laguna di Venezia, patrimonio dell'umanità. Circa un anno di lavori, prima verranno svuotate le vasche col cromo che verrà trattato e smaltito, poi verrà liberato lo stabile. Ultimo passaggio, la bonifica dell'amianto dal terreno alle spalle dell'azienda. L'impegno della Regione è quello di risolvere le criticità che sul territorio si sono create. Di situazioni come queste ce ne sono un centinaio in Veneto. Io quando sono arrivato mi sono posto la questione perché quando succede questo, siccome la legge dice che chi inquina paga, ma se poi l'azienda fallisce è incapiente, quindi non paga e quindi va tutto a carico del comune che ospita sul suo territorio quell'azienda. Mi sono posto il problema, ho cercato di reperire dei fondi e adesso da qualche anno eroghiamo dei fondi che vanno ad aiutare i sindaci a bonificare questi siti cosiddetti orfani, perché non è stato individuato un soggetto che è responsabile dell'inquinamento e che sia in grado di pagare i danni che ha fatto. AETRA il compito operativo della bonifica. AETRA è la multi-utility di proprietà dei comuni. Noi siamo una SPA ma siamo partecipati totalmente dai 70 comuni soci e quindi ecco, mi sembrava naturale porci in questa posizione di collaborazione nei confronti dell'amministrazione comunale. Noi siamo anche attrezzati, non è la prima volta che facciamo bonifiche di questo tipo e quindi credo che il lavoro che andremo a fare sarà un buon lavoro e soprattutto devo ringraziare la squadra di AETRA, dei miei tecnici che sono super bravi e super preparati in queste situazioni.